Robe de l'aumund, esclama tra le stupì e l'arsentì il cavaliere, perché poc da fe, quella roba arrivava proprio da un altro mondo, vis-à-vis dall'Egitto. Peter sent Cassie curme della preziosa collezione dell'antichità egizie che t'ha da ren persona a Carlo Felice. E il cavaliere Giulio Cordero Zanquintin, piemontese del Monduì, aveva appena ricevuto una commissione prestigiosa. Era lo settembre del 1823. A lei il compito di redigere l'inventario dei beni acquistati da Sua Maestà, di organizzare il trasporto a Torino e di proporre una sede adeguata per mostrare la grandezza della civiltà egizia. Che responsabilità per un ratin da libere biblioteche come Chiele. Laureato in legge, appassionato di antiche, di storia, d'architettura e la più ansiganta d'archeologia. Après una notte bouleversata, passata senza sarenei, l'orgoglio e il senso del dover all'an la mea in la fame. Una grande impresa lo aspettava. Uomo della provincia grande, e poche parole ma desgagià. Cordero Zanquintin a spernenget coraggio, neanche ad nans a seti scund. Una statua colossale, alta 5 metri e 5 tonnellate peso. Per fare arrivare a Turin alla giunto insieme a 2 carri d'artiglieria tirati da 7 cavalli. L'entrata trionfale in città allora compensa tutte le sue fatiche. Alla fine del 1824 più di 2000 œuvre erano ben marcate sulla tavola del catalogo e tutte erdrissate ante il palazzo ben caro al San Quintin, il collegio dei nobili, dove 2 anni prima era stato studente e che adesso era sede della Reale Accademia delle Scienze. Proprio lì Sua Maestà aveva deciso di luggere la collezione egizia e aveva deliberato una commissione apposta per studiarla e poi l'uela ante le gioiere perché tutti potessero ancernesne. Antel mentre, invitato per sua fama, Jean-François Champollion, l'uomo che sapeva descifrare geroglifica, arriva a Turin. Il rapporto con il Cordero, che è stato nominato conservatore di œuvre, assugnendo i pipasi. Cordero un po' capatisco il francese blagueur, che vuole fin a tagliare il long papir per potervi lese più a suo comodo. Alle magmeri del Monregalese e sua testa dura, se anche i papiri del nostro museo sono entrega. Del 1824 il primo museo d'antichità egizie del mondo adorbe sue porte al pubblico sotto la tua prudenta e orgogliosa del Cordero Zanquintin. E pazienza per i francesi, pien d'anghiccio, che l'avria proprio tan vorsu cus nos patrimoni a Parigi.